Buonasera da Sicilia 24, i titoli. Inizia l'anno di Agrigento, capitale della cultura. Oggi la cerimonia di inaugurazione alla presenza del Capo dello Stato, Mattarella, alla periferia che parla al resto del mondo. Maltempo, passata la tempesta in Sicilia, si fa la conta dei danni. Continuano gli interventi dei Vigili del Fuoco nelle aree più colpite da pioggia, raffiche di vento e mareggiate. Caltanissetta doveva essere demolita, la palazzina crollata nella notte per il maltempo. I Vigili del Fuoco hanno scavato per ore sotto le macerie, nessun ferito ritrovato. Catania, celebrati i funerali di Giuseppe Castiglione, il giovane ucciso dall'ex compagno della fidanzata. Un video diffuso alla procura inchioda l'assassino. Palermo, da luogo abbandonato e ritrovo per tossicodipendenti nel quartiere Sperone, diventa centro aggregativo per i giovani. Musica, il volo torna in Sicilia, a Messina, domenica 26, l'ultimo concerto italiano dell'Tour mondiale, prossima tappa gli Stati Uniti. Calcio, in Serie B il Palermo tenta la seconda vittoria consecutiva, domani al Barbera arriva la Juve Stabia. In Serie C il Catania Picerno cerca i primi punti del 2025, Toscano serve una grande partita da squadra. Bentrovati, dunque inizia l'anno di Agrigento, capitale della cultura. Oggi la cerimonia di inaugurazione alla presenza del Capo dello Stato che abbiamo seguito in diretta. Mattarella ha detto: il nostro valore sta nella molteplicità delle bellezze, mentre il Presidente Schifani ha stoppato le polemiche. La nostra inviata Lorena Dolci. Agrigento si lascia alle spalle mesi di ritardi e di polemiche. Con una cerimonia solenne nel Teatro Pirandello entra ufficialmente nell'anno che la incorona capitale della cultura. Di nuovo compatti, promotori e organizzatori. Nessuno vuole perdere questa scommessa, che è la sfida della periferia contro il resto del mondo, dice il Presidente Mattarella, accolto da un'ovazione, ma anche sprone alla cura del nostro patrimonio. Riportare equilibrio nei luoghi dove la natura è stata forzata e in cui risiedono tanti beni della nostra cultura, della cultura italiana, rappresenta strada obbligata. La cultura è dialogo, senso del futuro, voglia di contaminarsi, sottolinea il Capo dello Stato, che manda un saluto speciale agli abitanti di Lampedusa. Concittadini che le ferite del nostro tempo hanno reso avanguardia della civiltà europea. Il Presidente Mattarella parla di libertà, di uguaglianza dei diritti, di solidarietà. Ricorda che siamo figli di contaminazioni. A fornire pregio particolare all'Italia sono proprio le sue preziose diversità. Sono le 100 capitali che hanno agito nell'arco di secoli come luoghi capaci di esprimere comunità. Nel suo intervento c'è poi il tema dello sviluppo sostenibile e il primato dell'umanesimo rispetto alla tecnologia. Prima di lui il saluto del Ministro della Cultura Giuli e del Presidente Schifani, che ha voluto stoppare le polemiche. Il programma delle iniziative presentate ad un pubblico nazionale ed internazionale è di grandissimo interesse, questo l'ho ribadito giorni fa a scanso di equivoci, per sedare sin dall'inizio delle inutili polemiche che rischiavano di farci apparire come litigiosi al nostro interno. Agrigento raccoglie la sfida con 120 eventi in programma, tra concerti, performance, mostre e installazioni, dedicate ai 4 elementi, aria, acqua, terra e fuoco, rappresentati nel logo dell'evento. E adesso il maltempo, passata la tempesta, nell'isola si fa la conta dei danni. A Catania continuano gli interventi dei Vigili del Fuoco nelle aree più colpite da pioggia, raffiche di vento e mareggiate. Emanuela Corsi. E la quiete dopo la tempesta. Il ciclone di origine africana che ieri ha colpito duramente la Sicilia con pioggia, mareggiate e forti raffiche di vento sembra un lontano ricordo. Nel capoluogo etneo colpito da una violenta mareggiata oggi si fa la conta dei danni. Nel borgo marinaro di San Giovanni Licuti il mare ha fatto crollare una parte del molo. Questo ristoratore invece ci mostra come il legname e il ferro degli stabilimenti balneari sia stato trasportato pericolosamente dalla furia delle onde. E stamattina l'abbiamo tutto ripulito noi perché non si poteva neanche transitare dalla strada ed è tutto il legname e il ferro che viene dai lidi, proprio là di fronte.
Quindi tutti gli anni, se non viene ripulito, avremo sempre questi problemi. Alberi e pali dell'illuminazione divelti, allagamenti, crolli, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco che hanno raddoppiato i turni di lavoro per fronteggiare le numerose emergenze non solo a Catania ma in tutta la provincia. A Mister Bianco un automobilista è stato soccorso con un canotto perché è bloccato nell'abitacolo a causa della strada allagata. A Randazzo 16 persone, compresi 3 bambini, sono state evacuate a scopo precauzionale a causa dell'ingrossamento del torrente Annunziata. Sono stati 700 gli interventi effettuati in tutto il territorio regionale. Squadre sono ancora al lavoro nelle province di Catania, Enna, Agrigento, Ragusa e Messina. Alle Eolie già si stimano danni per diversi milioni di euro. Le strutture portuali e la frazione di Canneto sono state le zone più colpite. Un bilancio che poteva essere ancora più grave se non ci fosse il sistema di allerta, dicono alcuni cittadini. E queste allerte rosse funzionano? Sì, e sono anche importanti perché diversamente magari uno prende un po' alla leggera. Ecco, magari il cittadino comune che non sa come funzionano queste cose magari va in giro, per cui è molto importante. Ma anche per chi lavora dovrebbe esserci comunque, perché è un pericolo girare con tutto il maltempo che c'è. Sicuramente qualche avviso bisogna darlo alla popolazione. E proprio a causa del maltempo a Caltanissetta si è sfiorata la tragedia. Una palazzina che doveva essere demolita è crollata e fino a tarda notte le unità cinofile dei Vigili del Fuoco hanno cercato sotto le macerie per scongiurare il peggio. Il servizio è di Rita Cinardi. A Caltanissetta il maltempo sta concedendo un po' di tregua dopo le forti raffiche di vento e la pioggia battente di ieri. 80 in tutto gli interventi dei Vigili del Fuoco per cadute di alberi, calcinacce e coperture di tetti. Poi in serata si è sfiorata anche la tragedia con il crollo di un edificio di 4 piani in via Cappuccini. Che quell'immobile fatiscente e disabitato potesse crollare era prevedibile, tanto che da qualche anno era stata emessa un'ordinanza di demolizione. Ordinanza al quale il privato non aveva provveduto e dunque in sostituzione avrebbe dovuto farlo il comune di Caltanissetta. Per il 30 gennaio era stata predisposta la gara d'appalto per individuare l'impresa che doveva fare i lavori di demolizione, ma ieri ci ha pensato il maltempo e dopo una giornata di forte vento e pioggia l'immobile è letteralmente imploso, frantumandosi in 1000 pezzi. Sotto soltanto un'automobile, per fortuna nessuno all'interno. Il crollo è avvenuto intorno alle 19:30 quando i residenti nelle vicinanze hanno udito un forte boato, poi la polvere che si è alzata copiosa fino a rendere impossibile la visuale e infine il panico. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco che a loro volta hanno fatto scattare la macchina dei soccorsi con forze dell'ordine 118, tutti pronti per qualsiasi evenienza, anche la più tragica. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e per escludere il peggio ieri sera sono arrivate anche le unità cinofile dei vigili del fuoco che hanno effettuato la bonifica fino a notte. Una famiglia che abitava in un edificio nelle vicinanze ha dovuto lasciare l'abitazione per i danni subiti dopo il crollo. Ieri sera, fino a tarda notte, i volontari della Croce Rossa hanno fornito il loro supporto a sostegno di soccorritori e residenti. E un altro edificio disabitato è crollato nel quartiere Ballarò a Palermo. Il maltempo ha messo in ginocchio anche il sistema viario. Nell'Ennese l'esondazione del Ditaino ha causato l'allagamento di un pezzo di strada della statale 192. In provincia di Messina per una frana è momentaneamente chiusa la strada statale 185 in corrispondenza al comune di Francavilla di Sicilia. E a Catania nel pomeriggio si sono svolti i funerali di Giuseppe Castiglione, il giovane ucciso dall'ex compagno della fidanzata. E adesso spunta un video che è stato diffuso dalla procura che inchioda l'assassino. Eva Spampinato. Nel giorno in cui si dà l'ultimo saluto a Giuseppe Castiglione, il ragazzo ucciso dall'ex compagno della sua fidanzata, qui in piazza Palestro a Catania, la procura etnea diffonde il video che vede i suoi ultimi istanti di vita, quelli in cui l'incontro chiarificatore con Calogero Michael Romano si è trasformato in un agguato, in pieno giorno alle 15 dello scorso 9 gennaio davanti agli occhi di altre persone nella piazza del loro quartiere, il Fortino. In queste immagini diffuse dalla procura di Catania si vedono delle persone arrivare in piazza, raggrupparsi, parlare. Poi si vede l'assassino armeggiare di nascosto con una pistola. Prova a caricarla, non ci riesce, si siede sulla panchina per renderla pronta al fuoco. Poi si alza e va verso la vittima, ma qui il video si interrompe. La procura ha volutamente tagliato la registrazione delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona. Sul posto gli investigatori troveranno poi 6 bossoli calibro 6,35 e una cartuccia inesplosa. Sono state proprio queste immagini a permettere alla squadra mobile della questura di Catania di risalire al ventenne che ha sparato e che, dopo la fuga, si è costituito e ha ricondotto il movente a contrasti di natura sentimentale. La vittima era il nuovo compagno della sua ex, con la quale aveva anche un figlio. Romano è stato arrestato per omicidio volontario aggravato.
Parla per la prima volta in esclusiva nella trasmissione Il Punto di Telecolor il medico pediatra aggredito a inizio gennaio al Policlinico di Catania. Abbiamo paura di andare a lavorare, ha detto, mentre ha raccontato la sua testimonianza. Simona Mazzone. Le aggressioni verbali che sono giornaliere, più volte al giorno. Aggressioni verbali, fra altre cose, su contenuti futili e stupidi, perché ormai il medico è Google, ormai il medico è la vicina di casa. Ormai le persone pretendono che in un reparto, in una stanza con 2 posti letto, ci possono stare 6-7 persone H24. Lui è Pierluigi Smilari, dirigente medico del reparto di pediatria del Policlinico di Catania, che per la prima volta da una violenta aggressione subita nel suo reparto parla e lo fa in esclusiva al Punto, la trasmissione di approfondimento di Telecolor, accompagnato dal legale Francesco Siracusano. Era lo scorso 3 gennaio quando un uomo in compagnia di un gruppo di persone si è scagliato contro di lui, provocandogli la frattura del setto nasale e diverse ferite, mentre il collega Pietro Pavone, avvicinatosi per difenderlo, ci ha rimesso 2 denti. Io ho aperto la porta e sono uscito, prima mi è stato chiesto cosa che ha detto a mio cugino, non so chi era suo cugino. Dopodiché mi ha dato un pugno, io sono caduto, mentre ero a terra mi è arrivata una fortissima pedata sul viso, infatti ho una frattura del setto nasale. Smilari da 30 anni in forza al Policlinico ne ha viste tante, ma se l'aggressione avesse coinvolto qualcuno più giovane e fragile? Non può essere che quello che è successo a me, se fosse successo a una specializzanda, che vengono da noi, ne abbiamo che 6, 7, 8 ragazze, bravissime, fosse successo a una ragazzina di 24-25 anni, io non so come sarebbe andata a finire. È impensabile andare a lavorare avendo paura di incontrare qualcuno che spazientito ci aggredisca, dice il medico che chiede a nome dei colleghi di incrementare la presenza dei vigilantes privati. Da Casa del Crack, centro aggregativo sociale. Nel quartiere Sperone di Palermo, dove l'emergenza droga dilaga, viene riqualificato un centro che può rappresentare una chiave di rilancio per tanti giovani. Il centro negli anni è stato abbandonato e utilizzato dai tossicodipendenti. Marco Gullà. 20 anni di abbandono, un punto per tossicodipendenti, quartiere Sperone di Palermo. Qui, in questo luogo, prima della riqualificazione da parte dell'amministrazione comunale, molti ragazzi percorrevano il tunnel senza uscita della tossicodipendenza. Adesso, invece, quella che era una vera e propria crack house diventa centro sociale aggregativo per tutti i residenti dello Sperone, un punto di ripartenza. È un segno importante di presenza delle istituzioni, di recupero di una funzione che si era deteriorata nel tempo con l'abbandono di questo stesso manufatto. Una signora si avvicina, trattiene le lacrime, ha perso il figlio anni fa per overdose di eroina. Senza farsi riprendere dice: finalmente un centro per i nostri ragazzi. E allo Sperone la spia dell'emergenza droga è sempre accesa. Anche i giovanissimi tra i 12 e i 14 anni fanno uso di crack, la droga che ti soffoca. Questo centro può rappresentare una chiave di uscita. È arrivato il tempo finalmente di restituire alla collettività questo luogo che diventa un punto di riferimento per il quartiere Sperone, non semplicemente un centro sociale nel senso di luogo di presenza di assistenti sociali o di sacri uffici, ma un luogo da vivere come comunità educante nel cuore dello Sperone. Gli spazi di Via di Vittorio diventeranno un centro multifunzionale di esperienza per preadolescenti e adolescenti. E questo l'ho visto costruito, distruggere la prima volta, ricostruito, distruggere una seconda volta, ora mi sembra un sogno, speriamo che si realizzi. In Italia ce ne sono 100 e una di queste si trova a Siracusa. Stiamo parlando della panchina di colore giallo contro il bullismo. Francesco Aloi. Il no ad ogni forma di bullismo passa anche da una panchina gialla. Da nord a sud ce ne sono 100. L'ultima ad essere inaugurata è proprio questa di via Politi Laudin a Siracusa. Un luogo scelto non a caso, vicino ad una scuola superiore. Ogni giorno centinaia di ragazzi si ritrovano qui, in attesa del bus. E vedere questa panchina può essere occasione di riflessione. Non è la prima panchina in Sicilia, mi permetterei di dire una frase in più, non è solo
posto di riflessione per i ragazzi, ma direi che fosse anche un posto di riflessione per gli adulti. Una panchina, chiamata Gina, che diventa simbolo contro la violenza sui più giovani. E così il progetto di Elpis Onlus, con il patrocinio di Ministero dell'Interno e ANCI, sta interessando tutto lo Stivale. Secondo i dati di Terre des Hommes, riferiti allo scorso anno, il 65% dei giovani dichiara di essere stato vittima di violenza, nel 63% dei casi di bullismo. Si lotta giornalmente per combattere questo fenomeno che, come dire, è devastante, un po' subdolo perché non emerge subito, però noi attraverso l'ascolto, attraverso arrivare ad avere dai ragazzi quasi una sorta di fiducia, loro si fidano di noi li ascoltiamo e risolviamo i loro problemi. Se da un lato una panchina può servire per sensibilizzare e fare riflettere, dall'altro per le vittime è fondamentale una cosa: denunciare. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Ad Acireale si è parlato di agrumicoltura in un incontro che ha visto produttori e istituzioni insieme. Desiree Ferlito. Un'importante occasione di confronto tra istituzioni, produttori e organizzazioni di categoria per definire strategie efficaci a sostegno dell'agrumicoltura siciliana, un settore fondamentale per l'economia dell'isola. L'incontro, tenutosi oggi presso il CREA di Acireale, promosso dall'assessore regionale all'agricoltura Barbagallo, ha illustrato gli interventi effettuati e in corso a sostegno del comparto. C'è stata una carenza rilevante negli ultimi 20 anni sulla manutenzione ordinaria e straordinaria di queste opere, e l'assessorato all'agricoltura attraverso i consorzi di bonifica realizzeranno importanti interventi con il sostegno appunto del governatore Schifani per mettere in funzione a regime opere che i nostri antenati hanno realizzato con grande lungimiranza e che oggi hanno determinato un sistema idrico regionale di grande valenza. Migliorare l'approvvigionamento idrico nel settore dell'agrumicoltura dopo 2 anni di grave siccità. Illustrati nel corso dell'incontro gli interventi infrastrutturali in corso di realizzazione sia a livello di distribuzione collettiva che aziendale. Vorremmo noi avere un intervento programmatico importante, non degli interventi spot come ci sono stati negli anni passati. Adesso musica con il trio Il Volo, che torna in Sicilia con una esibizione dal vivo a Messina il 26 gennaio, ultima tappa italiana del nuovo tour che li vedrà poi protagonisti in tutto il mondo, a cominciare dagli Stati Uniti. Orazio Longo. Il Volo torna live in Sicilia il 26 gennaio a Messina al Pala Rescifina. Tutti per uno ad Astra Live nei Palasport è il titolo del tour, partito con un sold out da Milano e che vede i 3 cantanti Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble intenti ad esibirsi sul palco accompagnati da un'orchestra di 30 elementi diretta dal maestro Edmondo Savio. Lo show prevede uno spettacolo tutto nuovo dalla produzione alla scaletta, come spiegano gli stessi 3 protagonisti. Cosa possiamo svelarvi di questo tour nei Palasport? Beh, ovviamente vi invitiamo a venirci a trovare, a vederlo dal vivo, perché sarà un'emozione particolare, anche perché abbiamo giocato molto sulla produzione quest'anno, non solo basandoci sulla forza delle canzoni del nostro repertorio, ma anche cercare di lasciare un'esperienza visiva a chi viene ai nostri concerti. A fare da sfondo 5 grandi schermi con immagini arricchite da laser e giochi di luce. Le canzoni del nostro nuovo album, il primo album di inediti della nostra carriera ad Astra, tutto iniziato con Capolavoro, fino ad arrivare ai grandi classici come Il Mondo, Grande Amore e tante altre canzoni. Sarà una grande festa, vi aspettiamo. Mancano i brani del primo disco ad Astra, tra cui il brano presentato a Sanremo Capolavoro e l'ultimo singolo Tra le onde. Quella di Messina sarà l'ultima tappa italiana prima di ripartire per il tour mondiale. Canteremo nelle città più importanti in Italia, quindi non mancate, da Milano, Torino, Bologna, Roma e tante altre città. A presto! Bene, adesso un'altra pausa e poi gli impegni di Palermo e Catania di domani. Parleremo di calcio. A tra poco.
Eccoci al calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani al Barbera ospiterà la Juve Stabia. I rosanero sono a caccia della seconda vittoria consecutiva. Marco Gullà. Sul mercato è tutto fermo, il Palermo non ha ancora perfezionato nessun acquisto e anche in uscita tutto è rimasto tale. E allora la priorità al momento è il campionato. Domani al Barbera arriva la Juve Stabia, i rosanero dopo la vittoria sul Modena vogliono continuare a percorrere la strada tracciata. In questo campionato non sono mai arrivate 2 vittorie consecutive e allora la sfida di domani diviene cruciale per capire se il Palermo ha davvero cambiato identità. Ho visto una squadra giusta, sono positivo sì. Delle volte lo sono stato e poi le cose non sono andate bene, però siamo sulla strada giusta, poi lo so, come sempre io parlo e poi se la conseguenza sono dei fatti conseguenziali delle parole vengo ascoltato, altrimenti sembra che possa solo racconto delle cose che poi magari nella verità le vedo solo io. Dionisi dovrebbe confermare la formazione che ha battuto il Modena. Il tecnico ha pochi dubbi, si continua a lavorare sul nuovo sistema di gioco, il 3-5-2, che ha già fruttato 3 punti. Il cambio di modulo esclude al momento gli esterni offensivi, con Brunori e Leduaron titolari dell'attacco. La notizia della settimana è che il centrocampista Blen appare recuperato, dovrebbe essere tra i convocati per il match di domani. In dubbio c'è Di Francesco, Insigne e Di Mariano sono out, Henry va in panchina, ma per l'attacco il DS Ostia sta accelerando per Gennaro Borrelli del Brescia. La trattativa è in fase avanzata e la fumata bianca dovrebbe arrivare ad inizio della prossima settimana. Il Catania domani sarà in campo a Picerno per provare a conquistare i primi punti del 2025. Toscano chiede una partita da grande squadra e conferma Farroni in porta. Ascoltiamo il tecnico rossazzurro nel servizio di Marco Carli. Invertire la rotta è l'obiettivo del Catania per la partita in casa del Picerno in un avvio di 2025 caratterizzato da 0 punti in 2 partite. 2 gare diverse che hanno raccontato la stagione del Catania, fatta anche di cose apprezzabili come i primi 70 minuti di Benevento, ma anche di cadute clamorose come quella con la Juventus Next Gen che ha portato anche a una frattura con la Piazza. In pieno mercato con la questione esuberi, le cessioni da fare per arrivare agli acquisti voluti oppure la possibilità di chiedere un extra budget a Pelligra. Questo è il momento del Catania prima della partita di Picerno. Ci vuole molta attenzione, molta collaborazione, molta determinazione, una grande partita da squadra. Stiamo recuperando Sturaro, oggi ha fatto un allenamento completo con la squadra. Dini è arrivato ieri, è disponibile, però aspettiamo la prossima settimana per vederlo una settimana intera, domani partirà Farroni di nuovo. E visto l'apporto avuto finora dalla panchina, ecco che Toscano avrà presso a poco gli stessi interpreti iniziali delle ultime 2 partite su cui poter contare, facendo affidamento sul solito inglese e sulla fantasia di Stoppe e Jimenez per provare appunto ad invertire la rotta e conquistare i primi punti dell'anno solare. Picerno-Catania sarà seguita da Telecolor, 3 ore live nel corso di diretta stadio, collegamenti dallo stadio Curcio, commenti, interazione con il pubblico da casa e a fine gara le interviste con i protagonisti. E si è appena conclusa la partita del Trapani che ha vinto sul Taranto per 3-0, doppietta di Lescano e Ciotti, questo ovviamente in Serie C. Era l'ultima notizia di questa nostra edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.